Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Commosso saluto alla famiglia Giordano. I funerali in forma privata si sono svolti nella chiesa di Santo Stefano di Rende. Durante l'omelia il parroco ha invocato la misericordia di Dio. 27 fermi, 14 arresti e sigilli a beni per 100 milioni di euro, il risultato di un'operazione della DIE eseguita dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri in diverse città italiane, coinvolte le cosche Barbaro e Nirta. L'Ispettorato del Lavoro ha passato al setaccio 2.300 imprese in provincia di Cosenza, 740 i lavoratori in posizione irregolare, 40 attività imprenditoriali sospese. Il racconto di una ex tossicodipendente in una scuola di Vibo. La droga, ha detto, ha rovinato la mia vita. L'uso delle sostanze mi ha costretta al trapianto di fegato. Buonasera dalla redazione del TG Time. Dunque a Rende l'ultimo saluto alla famiglia Giordano in una chiesa stracolma, i funerali delle 4 persone morte nella strage familiare del 12 febbraio. Il padre avrebbe ucciso moglie e figli e poi si sarebbe suicidato, ma è ancora mistero sul movente. Un'atmosfera surreale per l'ultimo saluto alla famiglia Giordano, l'applauso all'uscita dei feretri dalla chiesa Gesù Misericordioso nella frazione Santo Stefano di Rende e i palloncini bianchi lanciati in cielo. Su uno di questi, a forma di cuore, un messaggio in inglese: "Be a dreamer", sii un sognatore. Un silenzio assordante ha accompagnato l'intera funzione, tristezza e incredulità fra i presenti che hanno partecipato ai funerali che si sono svolti in forma privata. Telecamere solo al di fuori della chiesa, grimita in ogni ordine di posto, sui volti di familiari e amici, lacrime di dolore per la scomparsa di affetti cari, ma anche tanta incertezza e sgomento per quanto accaduto e che ha segnato in maniera indelebile la famiglia Giordano, ma anche l'intera comunità rendese. Cosa sia realmente accaduto quella maledetta notte in via Malta ancora sono in tanti a chiederselo. Lo stabiliranno gli esiti delle perizie affidate agli esperti. Gli esami autoptici eseguiti sui corpi di Cristiana, Giovanni, Franca e Salvatore hanno dato le prime indicazioni, ma per conoscere la verità c'è da attendere ancora. Intanto oggi la comunità si è stretta intorno ai familiari delle vittime per far sentire il proprio affetto. Colleghi, amici, conoscenti, ma anche autorità civili hanno seguito in silenzio l'omelia di Don Michele Buccieri, che ha parlato della tragedia, portando i saluti del vescovo Nolè ed invitando a riflettere sulla misericordia di Dio, sostegno nei momenti di prova e di dolore. Assenti alla funzione religiosa il fratello Franco e gli anziani genitori di Salvatore Giordano. Sul sagrato della chiesa l'ultimo saluto prima del trasferimento al cimitero. I feretri hanno lasciato il piazzale accompagnati dal silenzio rispettoso. E proseguiamo con la cronaca: 27 fermi, 14 arresti e sigilli a beni per 100 milioni di euro, il risultato di un'operazione della DIE eseguita dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri in diverse città italiane, coinvolte le cosche Barbaro e Nirta. Un meccanismo perfetto per ripulire i capitali di provenienza mafiosa. Alcune società cartiere costituite all'estero venivano utilizzate per reimmettere in circolazione il denaro di alcune tra le cosche più potenti della provincia di Reggio Calabria: i Nirta Strangio di San Luca, gli Araniti di Reggio e i Piromalli di Gioia Tauro. Tutto adesso è stato scoperto grazie a 2 indagini denominate Vello d'Oro e Martingala, sfociate in altrettanti blitz scattati questa mattina tra Reggio Calabria e Firenze ad opera di Guardia di Finanza e Carabinieri. Il bilancio è di 14 arresti, 3 ai domiciliari, 27 fermi e il sequestro di beni per un valore complessivo di 100 milioni di euro. I boss erano riusciti a stringere rapporti di affari con imprenditori non organici ai clan, ma che non hanno disdegnato di sottoscrivere patti scellerati.
Le accuse sono distinte per gli arrestati fiorentini e per i calabresi sottoposti invece a fermo. Ai primi si contesta l'associazione per delinquere, il sequestro di persona, l'usura, il riciclaggio e l'autoriciclaggio, tutto aggravato dalle modalità mafiose. L'associazione mafiosa vera e propria viene contestata con una serie di reati fine agli esponenti delle Endrine sottoposti a fermo. Come detto, le società cartiere costituite all'estero erano gli strumenti che consentivano di emettere false fatturazioni per prestazioni di lavoro o commesse inesistenti. In questo modo si giustificava l'immissione sul mercato di denaro al quale si garantiva l'apparenza di un'origine lecita. I particolari dell'operazione sono stati illustrati in una conferenza stampa a Firenze. Il blitz è stato infatti coordinato dalla DDA del capoluogo toscano e da quella di Reggio Calabria. Molto soddisfatto di questo importante lavoro il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Rao. Adesso a Palmi per il processo Deus, giovedì prevista la requisitoria contro il clan Crea di Rizzì con i particolari nel servizio. La prossima settimana si chiuderà uno dei processi più importanti che si stanno celebrando davanti al Tribunale di Palmi, nato dall'inchiesta della DDA Regina denominata Deus. Il giorno cruciale è infatti giovedì, dove è prevista la requisitoria della Procura Antimafia che tirerà le conclusioni della fase dibattimentale e formulerà le richieste di pena. L'inchiesta, coordinata dalla Procura guidata all'epoca dall'attuale Procuratore Nazionale Cafiero De Rao, ha riguardato il potente clan d'Indrangheta dei Crea di Rizzì con un'operazione incentrata sulle dichiarazioni dell'ex sindaco della cittadina della Piana Antonino Bartuccio, che si è costituito parte civile nel procedimento. L'ex amministratore in questo momento vive sotto scorta dal giorno del blitz della questura di Reggio Calabria, che portò in carcere 16 persone accusate di associazione mafiosa e una sfilza di altri reati. Il racconto di Bartuccio, confluito nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP Reggino, da uno spaccato terribile di un comune in cui il clan pretendeva lavori e favori. Secondo la ricostruzione operata dalla DDA, i Crea comandavano sulla cittadina della Piana come signori feudali, riuscendo a infiltrarsi in ogni attività economica e sociale. L'operazione trae spunto proprio dalle coraggiose dichiarazioni dell'ex sindaco Bartuccio, una collaborazione che ha permesso alla DDA di Reggio Calabria di bloccare gli affari illeciti di una famiglia che avrebbe controllato tutto: gli appalti, i lavori, la politica, le scelte e soprattutto i rappresentanti cittadini che avrebbero dovuto sedere fra gli scranni del Consiglio Comunale. Nelle carte dell'inchiesta si leggeva che i Crea sarebbero riusciti a provocare il sostanziale isolamento del sindaco con lo scopo palese di annullarne l'azione politica non gradita, determinando altresì attraverso le dimissioni dei consiglieri lo scioglimento degli organi comunali. Parliamo adesso di imprese. L'Ispettorato del Lavoro ha passato al setaccio 2.300 imprese in provincia di Cosenza, 740 lavoratori in posizione irregolare e 40 attività imprenditoriali sospese. 2.300 le aziende controllate in provincia di Cosenza nel 2017, 740 le posizioni anomale riscontrate, lavoratori non assunti, privi di contratto, per intenderci, i dati resi noti dall'Ispettorato del Lavoro Bruzio, che nel corso di un incontro ha sottolineato il disagio di chi è costretto a prestazioni in nero. Il dato è particolarmente preoccupante perché sta ad indicare anche una intrinseca debolezza dell'economia cosentina. Sono lavoratori privi di ogni forma di tutela retributiva, previdenziale ed assistenziale. Un bilancio, quello tracciato, da cui emerge una situazione di diffusa illegalità nell'applicazione dei contratti. Sono state 40 le attività imprenditoriali sospese. Nel settore della sicurezza sul lavoro sono state contestate oltre 360 violazioni in materia di sicurezza. Accanto a questi dati di macroviolazione si sta riscontrando nel mercato del lavoro cosentino ed oserei dire anche nazionale un fenomeno di elusione giuridica. Un lavoro in collaborazione con le forze dell'ordine che ha l'obiettivo di sanare un mercato del lavoro malato in cui regna l'arbitrarietà. Esistono anche delle forme di applicazione di contratti che non sono quelli previsti dalla legge. Esiste anche un fenomeno della esternalizzazione illecita, cioè vi è un ricorso ad appalti illeciti di manodopera. Ecco, io dico a tutti gli imprenditori, si ponga attenzione a queste forme di elusione
esclusione, perché ricorrere alla somministrazione di lavoro irregolare implica anche delle sanzioni da parte di chi utilizza in concreto questi lavoratori. Esposto della Filt GGL contro Sacal per la gestione degli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria, la società, sottolinea il sindacato, è inadempiente. Hanno presentato un esposto a 5 procure della Repubblica in merito all'affidamento alla Sacal della gestione degli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria. La sigla sindacale della Filt CGL ha chiesto che vengano disposti gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti denunciati, valutando gli eventuali profili di illiceità penale nel caso, individuare i possibili responsabili al fine di procedere nei loro confronti. Secondo la Filt CGL, la gestione degli scali sta avvenendo in modo completamente difforme da quanto espressamente dichiarato in sede di partecipazione al bando di gara, al punto che le attestazioni presentate all'atto della gara da parte della Sacal risultano non veritiere, falsando in maniera rilevante la stessa gara per la gestione dei 2 scali. All'esposto viene allegata la documentazione comprovante la difformità delle attestazioni prodotte al momento della gara rispetto a quanto poi Sacal, nella qualità di società aggiudicataria, era obbligata a fare. Secondo il sindacato, in soldoni la Sacal non avrebbe i presupposti essenziali all'ammissione e partecipazione alla gara, visto che in occasione dell'ultimo incontro ha chiesto ai comuni di intervenire economicamente al fine di garantire la gestione dello scalo di Crotone. Considerato che la valutazione di questo criterio ha determinato da parte della Commissione l'attribuzione di un punteggio certamente utile ai fini dell'aggiudicazione della gara, appare evidente, scrivono, che l'ENAC verifichi la corrispondenza con ciò che è stato presentato agli atti di gara e ciò che è stato fattivamente realizzato negli scali aeroportuali di Reggio Calabria e di Crotone dopo l'aggiudicazione. Adesso avvivo per il racconto di una ex tossicodipendente. La droga, ha detto, mi ha rovinato la vita. Nell'ottobre del 1999 Giorgia Benusiglio è una liceale milanese di 17 anni con molta voglia di vivere, ballare, un po' anche di trasgredire. E in una di quelle sere da sballo in una discoteca di Desenzano del Gard si lascia tentare da una mezza pasticca di ecstasy. È l'inizio di un calvario che solo per una serie di fortunate coincidenze non si trasforma in tragedia. Giorgia finisce all'ospedale di Niguarda con una epatite tossico-fulminante, il fegato ormai ammazzato, il cuore che rallenta e sta cedendo. Sarebbe la fine se intanto non si stesse consumando di lì a poche ore e a centinaia di chilometri di distanza, Civitanova Marche, un altro dramma. Alessandra, una ragazza di 19 anni, si schianta in auto. I medici tentano il trapianto di fegato, il primo in Italia con una diagnosi del genere. Nelle ore tormentose, lacerate fra timore e speranza di un post-trapianto che non finirà mai, Giorgia promette a se stessa che porterà il suo vissuto di scuola in scuola, di ragazzo in ragazzo, che la campagna contro le droghe sarà la sua vita. Un'attività frenetica tra docufilm, canzoni, attività di vario genere che oggi l'ha portata a Vibo Valencia a parlare di queste sue terribili esperienze con i ragazzi del liceo classico Morelli e del liceo artistico Colau, che hanno gremito quel palazzetto dello sport che ogni domenica vede le performance di atleti da Serie A, perché l'iniziativa è stata voluta insieme alla Tonno Callipo per veicolare il messaggio insito nella pratica sportiva di una vita sana sin da giovane. La differenza la fai quando arrivi al cuore delle persone e non solo alla testa, e per poterlo fare devi emozionarti e di conseguenza emozioni anche i ragazzi stessi. Quindi togliersi quella maschera, mostrarsi con i propri difetti, anche con i propri pregi, però facendo capire in sostanza che siamo esseri umani e in quanto tali meravigliosamente imperfetti e che se si sbaglia bisogna anche sapersi rialzare, ecco questo, ma soprattutto fargli comprendere che il problema della droga non è solamente nella costanza, nell'uso, nell'abitudine, quindi in una dipendenza, ma anche in una singola assunzione. Vedi il mio caso, a me è bastata una singola assunzione per finire quasi all'aldilà, cioè io sono sopravvissuta grazie a un trapianto di fegato che mi ha letteralmente salvata la vita. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Vigili del fuoco impegnati per un allagamento avvenuto presso la sede del liceo classico Galluppi di Catanzaro a causa della rottura di una tubazione. Oltre 300 metri quadri di locali adibiti a biblioteca e auditorium sono stati completamente invasi dall'acqua. In una stanza situata nel seminterrato l'acqua ha raggiunto circa 1 metro di altezza. Ingenti i danni.
Al via a Crotone la bonifica delle scorie dell'ex Pertusola. L'attività interessa 4 siti che erano stati posti sotto sequestro nel 2008 nell'ambito dell'inchiesta denominata Black Mountain. Per le attività di bonifica saranno impegnati 6 milioni di euro. Cittadini di Gioiosa Ionico e Gioiosa Marina sul piede di guerra per la situazione della strada provinciale 122 che collega Gioiosa a Caulonia, sulla quale insistono 2 frane, di cui una di enormi dimensioni e un precipizio di circa 200 metri. Protestano gli abitanti della zona che devono percorrere l'arteria, evidenziando che i margini non sono in sicurezza, esiste solo una rete di plastica tipica dei lavori in corso e il tratto la notte è totalmente al buio, peraltro senza segnalazioni luminose di alcun genere. Aveva creato senza alcuna autorizzazione una pista con gradonature in un'area agricola in forte pendenza allo scopo di accedere ad un uliveto. Un operaio di Petilia Policastro è stato denunciato dai carabinieri forestali per violazione in materia ambientale. I militari hanno accertato in località Valle di Petilia Policastro la realizzazione su una mulattiera preesistente di una pista lunga 100 metri. Erano all'interno di gabbie in condizioni di trasporto risultate non idonee 17 cani scoperti dalla polizia stradale in un furgone fermato nella notte nei pressi del casello di Orvieto dell'Autosole. Denunciati per maltrattamento di animali il conducente del mezzo e l'altro uomo che era a bordo, entrambi quarantenni calabresi, risultati già inquisiti per reati specifici. Catanzaro si apre al franchising, l'iniziativa di Confesercenti che ha messo in contatto aziende e aspiranti imprenditori. Altro che posto fisso, i giovani il lavoro lo cercano e quando hanno l'opportunità di un colloquio o di una selezione rispondono con puntualità, lo dimostra l'adesione al Franchising Day a Catanzaro. L'iniziativa voluta da Confesercenti ha creato il contatto tra le imprese e gli aspiranti lavoratori, in questo caso si tratterebbe di futuri neoimprenditori. I numeri della giornata dimostrano l'attenzione verso questo specifico settore. Più di 25 aziende di marchi sono scesi qui per promuovere il loro format e più di 70 candidati si sono iscritti per incontrarli. Quindi ritengo che è veramente un successo anche meritato per noi di Confesercenti, che stiamo lavorando da più di un anno a rilanciare un po' e a valorizzare il territorio. In Calabria, spiegano gli esperti, il franchising è in espansione, così come nel resto dell'Italia, dove si registra una percentuale di presenze pari al 3-4%, in Europa la percentuale è del 17%, in America del 25%. Ma quali sono i vantaggi del franchising? Limita il rischio di impresa. In più noi come sistema Fedefranchise e Confesercenti possiamo aiutare l'investitore con l'accesso al credito, perché abbiamo un sistema di garanzie che soltanto nel 2016 abbiamo prestato garanzie per circa 1 miliardo e 100 milioni di euro, quindi non è poco, ma siamo pronti a fare la nostra parte anche per il sud Italia, per Catanzaro in modo particolare la Calabria, perché sicuramente è un terreno dove il franchise ha ancora molti spazi perché è ancora poco presente. La Calabria non può cedere al disinteresse, sono le parole del vescovo di Cassano allo Ionio, Monsignor Francesco Savino, che in vista delle prossime elezioni ha scritto una lettera aperta. Il vescovo di Cassano allo Ionio, Monsignor Francesco Savino, tuona contro clientelismo e voto di scambio. Monsignor Savino, in una lettera aperta scritta in vista delle prossime elezioni, sottolinea che votare in libertà è un dono. La scadenza elettorale, scrive il vescovo, non ci può lasciare indifferenti, soprattutto in questo momento storico attraversato da una profonda crisi e sfiducia nelle istituzioni che, aggiunge, avverto presenti anche nelle nostre comunità. È una sfiducia comprensibile che interpella anche me vescovo, cui spetta il compito di richiamare al coraggio di una cittadinanza attiva e responsabile che rifiuti qualsiasi connivenza con chi sfrutta l'elettorato attraverso la pratica del clientelismo e del voto di scambio. Monsignor Savino cita Papa Francesco: per rendere la società umana più degna della persona occorre rivalutare l'amore nella vita sociale a livello politico, economico, culturale, facendone la norma costante e suprema dell'agire. Non possiamo cedere al disinteresse, scrive ancora il vescovo. Il cambiamento è possibile se consideriamo che il patrimonio culturale, sociale e naturale della Calabria è davvero ricco e unico, ma va gestito, si legge ancora nella missiva del vescovo, oltrepassando il metodo mafioso. Votare in assoluta libertà e guidati da un animo retto e responsabile, conclude Monsignor Savino, è il dono più importante che un cittadino possa fare alla propria comunità, ai propri figli e alle generazioni che verranno.
A Roggiano Gravina per il Carnevale della Valle dell'Esaro. Roggiano Gravina per il secondo anno consecutivo ha aggregato i comuni della Valle dell'Esaro per celebrare insieme il Carnevale. È stata una bella occasione, soprattutto per il messaggio che è stato lanciato, ovvero partire da un momento ludico e di intrattenimento collettivo per aprire un dialogo tra i comuni limitrofi, utile per far crescere tutto il territorio. All'evento quest'anno erano presenti i comuni di San Marco Argentano e San Sosti, che attraverso le loro coloratissime maschere e i pittoreschi carri, oltre a lanciare un messaggio di aggregazione e condivisione, hanno rappresentato un ottimo esempio di sinergia istituzionale che esce dallo stereotipo del campanile e proietta all'esterno un unico territorio. Il Carnevale della Valle dell'Esaro è andato avanti fino a tarda sera. In un'atmosfera di festa, Roggiano ha accolto tanti visitatori, regalando suoni, colori e musiche, tra pittoresche maschere e suggestivi carri carnascialeschi. Adesso si aspetta una maggiore attenzione da parte delle istituzioni sovracomunali e chissà, forse già dal prossimo anno l'evento potrà entrare a far parte degli eventi storicizzati della Regione Calabria. E adesso lo sport, sentiamo Gianluca Pasqua. Dopo la sosta il Tris, il Rende riparte strapazzando la Racing Fondi, consolida il quinto posto e avvicina il Siracusa battuto a Matera. Primo tempo con pochi sussulti a Lorenzo, ma basta il gol di Ricciardo per mettere la gara nella direzione voluta dai biancorossi. L'attaccante siciliano brucia Vastola e scavalca le Zai per l'1-0. Nella ripresa gli ospiti provano a rientrare in partita, ma la staffetta con Actis Goretta è di quelle fortunate. L'argentino, imbeccato da Gigliotti, concede il bis ai biancorossi, stop di petto e conclusione in rete. L'attaccante potrebbe ripetersi poco dopo, ma preferisce servire a Ferreira l'assist per il 3-0. Alla Racing saltano i nervi, per Lazzari nel finale c'è anche il rosso. Trocini esulta e chiede ai suoi di dimostrare di poter andare oltre ogni limite. Adesso c'è da dimostrare se siamo capaci o meno di rimanere da sopra, fare le prime. È un nuovo obiettivo, è difficile perché il primo tempo di oggi è emblematico in questo senso. I 35 punti possono generare un rilassamento che ho visto nel primo tempo, che non va bene per niente. Siamo stati fortunati a chiudere in vantaggio il primo tempo, il secondo tempo ragazzi hanno fatto una buona partita. Doveva essere la gara del riscatto e lo è stata. Catanzaro supera l'ostacolo Acragas e scaccia i fantasmi della recente disfatta casalinga. Letizia e Infantino trascinano i giallorossi, subito arrembanti, ma è Spighi a trovare la rete del vantaggio, scavalcando Vono con un bel diagonale. Gli ospiti si complicano la vita con l'espulsione di De Giorgi, brutto fallo in reazione su Pisani. In 10 uomini Catanzaro incassa il gol del pari con Mileto, che svetta sul secondo palo, battendo Nordi. Le preoccupazioni per Dionigi durano una ventina di minuti, poi Letizia ispira Corrado, che trova alla distanza il gol del definitivo sorpasso. Adesso le previsioni del tempo. Benvenuti nello spazio delle previsioni del tempo a cura dello staff di Meteo in Calabria. Dalla carta sinottica si può vedere come ancora persista l'afflusso di aria fredda di origine artica sul Mediterraneo centrale. Sarà una situazione che nei prossimi giorni andrà parzialmente in stallo, vedendo quindi il prolungarsi della fase di maltempo sulla nostra regione. Vediamo ora le previsioni in dettaglio per la nostra regione. Martedì ci saranno ancora condizioni di cielo molto nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni che ancora una volta interesseranno maggiormente i settori tirrenici. Deboli nevicate si potranno avere sui monti di Sila e Pollino a quote comprese tra i 1500 e i 1600 metri. Vediamo ora mari e venti. Martedì su Tirreno vi saranno venti di libeccio tra il debole e il moderato, con mari che risulteranno da mossi a molto mossi. Sullo Ionio i venti si disporranno da sud-ovest, con mari che risulteranno in questo caso poco mossi o mossi. Bene, prima di chiudere vi rinnovo l'invito a consultare il nostro portale online all'indirizzo www.meteoincalabria.it, nonché la nostra pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/meteoincalabria, dove potrete avere aggiornamenti in tempo reale del clima sulla nostra regione. Bene, anche per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. E grazie per aver seguito il nostro TG, buona serata.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.